L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale disorienta il mondo della piccola e media impresa. Lo strumento risulta opaco e contraddittorio e la sua applicazione sembra smentire gli obiettivi di collaborazione e semplificazione annunciati dall'Agenzia delle Entrate al momento dell'introduzione degli ISA. Questo è quanto denuncia Confartigianato Veneto. È come farci guidare al buio, ha affermato il presidente Agostino Bonomo. La pianificazione fiscale è impossibile e gli imprenditori stanno fermando gli investimenti. In questo momento, ha aggiunto Bonomo, non sappiamo ancora esattamente quanto dovremo pagare per il 2018, figuriamoci a voler ipotizzare gli importi per il 2019. Gli ISA, introdotti nel 2017, dopo ritardi nella messa a punto delle formule matematiche e nella creazione del relativo software di calcolo, sono divenuti operativi alla fine del mese di giugno di quest'anno e solo nel 2019 sono stati oggetto di ben 4 provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, 2 circolari esplicative, 3 decreti governativi e 7 versioni del software. Inevitabile il procrastinarsi dell'attività di elaborazione delle dichiarazioni dei redditi in una situazione di continua incertezza. Confartigianato ha chiesto quindi un incontro con il neo sottosegretario veneto all'economia Pierpaolo Baretta, al fine di valutare possibili soluzioni a favore delle imprese. Tra le proposte, un tavolo di sperimentazione con la presenza delle rappresentanze datoriali a partire da quelle artigiane.